Tocca proprio ad Antonello Cracolici, capogruppo all'Arsi, tra i maggiori fautori del sostegno all'esecutiva guida del leader MPA, staccare la spina al governo lombardo. Nel corso di una conferenza stampa, al termine della riunione del gruppo, ha annunciato che ormai è esaurita e chiusa la fase del governo tecnico, anche perché, ha aggiunto, non c'è più un governo tecnico. Una mossa che arriva all'indomani della nomina di Lombardo di due assessori politici, Alessandro Aricò di Futuro e Libertà e Giuseppe Spampinato dell'Api di Rutelli, che ha fatto venir meno la natura tecnica della Giunta. Adesso verrà convocata la direzione del partito. Hanno pesato anche le vicende giudiziarie di Lombardo. A tal proposito Cracolici ha sottolineato: non dobbiamo essere ipocriti, l'imputazione coatta per concorso esterno alla mafia ha influito e ha contribuito a rendere più fragile il quadro politico. E su Futuro Cracolici ha definito l'UDC un interlocutore essenziale, mentre sull'MPA attende cosa farà Lombardo. Intanto il quadro politico continua a mutare. Con un documento alcuni deputati regionali del PDL, l'intero gruppo parlamentare del PID, annunciano l'avvio di un confronto su progetti e programmi in vista delle prossime elezioni in Sicilia, con l'obiettivo, sottolineano, di costituire un nuovo soggetto politico che raggruppi moderati, riformisti, laici e cattolici e che vada al di là delle sigle di partito. Il primo appuntamento sarà il 7 giugno con un'iniziativa politica che si terrà a Palazzo dei Normanni. Sentiamo Innocenzo Leontini e Rudy Maira. Di ricostruzione non soltanto di un progetto fondato su soluzioni per la Sicilia, ma anche su possibile recupero di alleanze e di condivisioni tra soggetti politici che in questo caso, movimentando sin da ora il dibattito, possano acquisirsi prima piuttosto che avvenire tardivamente dopo. Noi ci augureremmo che in parallelo ci sia il dibattito in aula sulla mozione di sfiducia da noi già presentata, perché quello è un atto politico rilevante.